non è l'unica città italiana legata fortemente al caffè, c'è Trieste tanto per citarne una, ma sicuramente caffè e Napoli hanno un fortissimo legame. Come nasce? A Napoli il caffè è un rito, basti dire ecco, che nella smorfia napoletana, che è la tavola dei sogni e dei desideri del popolo napoletano, al numero 42 ovviamente c'è il caffè. Basti dire che c'è una macchinetta per la preparazione del caffè che è universalmente detta la napoletana, sebbene essa nasce francese e a Napoli invece la chiamiamo a cucumella. È la macchinetta di inversione, l'acqua bolle nel serbatoio inferiore, poi questa viene ribaltata e quindi per caduta viene filtrata nel caffè e poi successivamente appunto viene meravigliosamente versata nella tazza, un caffè leggerissimo e tra le altre cose il caffè della macchinetta napoletana è un caffè che anche riscaldato continua a essere buonissimo. Eppure la città di Napoli arriva tardi al caffè. A fine Settecento c'erano già i Gran Caffè nei boulevard parigini, c'erano già le coffee house viennesi, ma Napoli è riuscita a recuperare il ritardo. C'è una leggenda che vuole che in realtà sia proprio la regina Maria Carolina d'Austria a sentire nostalgia per il caffè viennese e quindi lo importa a Napoli. Diventa una bevanda di moda e già a fine Settecento Napoli pullulava di caffettieri ambulanti che in tutte le strade vendevano caffè. E poi ci sono stati, soprattutto nel secolo scorso, dei grandi cantori del caffè. Prima di versarlo, vi dicevo, nella parte interna della capsula bucherellata, dall'altra, dove si versa l'acqua, voi chiudete la capsula, poi la capovolgete e dove si versa l'acqua? Sul fondo, senti, bisogna cospargervi in precedenza un mezzo cucchiaino di polvere appena macinata. Edoardo De Filippo, che sia in Natale in casa Cupiello lo cita, ma soprattutto il monologo col professore Sant'Anna in cui tutto il rituale della preparazione del caffè, dalla abbrustulatura alla molitura alla preparazione della macchinetta, per poi arrivare a Riccardo Pazzaglia, il quale scrive libri sul caffè, scrive la canzone O Cafè. A proposito di O Cafè, in lingua napoletana se scrivi O Cafè con due C iniziali ti riferisci alla bevanda, O Cafè con una C iniziale si riferisce invece al bar, quindi attenzione. La più nota leggenda napoletana sul caffè è quella del caffè sospeso. In pratica io vado al bar, pago 2 caffè ma ne prendo uno solo, l'altro lo lascio sospeso, pagato per un avventore che arriverà in un tempo successivo, però condivide con me il piacere, quindi non è un gesto di pietà o di carità, è proprio un atto di condivisione. E il binomio caffè e solidarietà a Napoli ha trovato un'altra realizzazione piuttosto significativa che ormai dura da quanti anni? Da 12 anni c'è una torrefazione all'interno del carcere femminile dei Pozzuoli che produce caffè e da 3 anni ha aperto un bistrò nella Galleria Principe. Attraverso il caffè noi diamo opportunità lavorative alle donne detenute. Da quando abbiamo iniziato ad oggi 70 sono le donne impiegate e tutte quante in seguito hanno trovato altre opportunità lavorative. Con il nostro caffè riusciamo ad entrare nelle case di tutti quanti perché tutti quanti prendono un caffè la mattina e quindi questo diventa uno strumento per far conoscere non solo il nostro progetto ma come tutte queste donne possono avere una seconda opportunità.